Buonasera, seconda puntata di preview del 2024, sempre fari puntati sul Catania e sul mercato, inevitabilmente, perché tante cose sono successe in settimana e tante ne succederanno nelle prossime fino ad arrivare al 31 di gennaio, ma ci concentreremo ovviamente anche sulla partita, quella che attende il Catania domani alle 20:45 al Massimino con il Brindisi, poi la solita parentesi sul Messina e anche sulla pallavolo. Parleremo di tutto questo con i miei ospiti, a partire da Francesca Grigori, agente della FIFA. Ciao. Ciao Francesca, buonasera. Grazie e bentornata. Bentornata. Grazie per l'invito. Incominciato bene l'anno? Sì. Perfetto, incominciato bene l'anno di Gianluca Russo? Benissimo. Perfetto, ti vedo anche in tinta, insomma, fra giacca e... Andiamo avanti. Perfetto, grazie, andiamo avanti. Ciao, buonasera. E poi vado a salutare invece, come sempre, Naomi Moschitta. Ciao Naomi. Ciao Marco, ciao agli amici e alle amiche a casa. Oggi c'è parecchio di cui parlare, la linea WhatsApp è prontissima per ricevere tutti i vostri commenti. Apparirà adesso. E poi parleremo ovviamente, soprattutto nella prima parte della nostra trasmissione, con il collega di Sky Sport e amico Peppe Di Stefano. Ciao Peppe. Ciao Marco, buonasera a tutti. Buonasera a te, collegato da Milano, grande piacere come sempre di averti con noi. Allora, io parto dalle dichiarazioni di Lucarelli, ne ha fatte tante, ha dato come al solito tanti titoli nella conferenza stampa di oggi, ma andiamo a sentire il primo stralcio della conferenza stampa e poi lo commentiamo insieme. Ma intanto perché portano entusiasmo sicuramente e poi perché sono giocatori sul quale puntiamo per poter costruire un qualcosa che, come vi ho detto, dovrà arrivare entro X tempo. Quindi riteniamo che per quello che offre, ricordiamoci sempre, per quello che offre il mercato di gennaio, sicuramente sono i migliori profili che siamo riusciti a far muovere. Io non sono mai stato favorevole alle rivoluzioni, continuerò a non esserlo, però è anche vero che non si può essere assolutisti quando ci si rende conto magari che alcune cose non riesci ad averle, le chiedi ma non le hai, a quel punto lì si deve fare delle scelte diverse. Allora, volevo andare proprio su quest'ultima frase di Lucarelli, prima con Francesca e poi con Peppe. Il discorso della rivoluzione, no? Perché in realtà è in atto una rivoluzione in casa Catania, chiamiamola col suo nome, ci sono 7 giocatori nuovi che sono arrivati, ne arriveranno probabilmente degli altri. Lucarelli dice: non sono mai stato a favore delle rivoluzioni, però quando servono. Eh sì, questo è il bello del calcio, perché se ci ricordiamo anche le parole, se facciamo un'analisi a ritroso proprio dall'inizio del campionato, anche l'amministratore Grella diceva che con il progetto che avevano messo giù con l'allenatore precedente, con Tabiani, dovevano dare un'identità. Ora questa identità non c'è più e quindi necessariamente... È cambiata, se non altro. È cambiata. È cambiata, ancora effettivamente non c'è. Dobbiamo parlare ovviamente con concretezza, con tutti i cambi fatti, sì, ancora assolutamente, anzi penso che difficoltà iniziali ce ne siano. Con l'arrivo di l'abbiamo visto anche a Crotone. Peppe, vengo da te. È ovvio che è un mercato di gennaio particolare quello del Catania, no? Perché insomma di solito il mercato di gennaio si chiama di riparazione perché si prova a riparare qualcosa. Qui, come dicevamo, è veramente una rivoluzione totale che sta succedendo in casa Catania. Tu come la vedi? Me l'aspettavo, perché quando si è deciso di cambiare Tabiani politica a Lucarelli politica B non intendo di categorie, ma intendo proprio di totalmente diverse, mi aspettavo un cambio anche, e me lo aspettavo soprattutto, Marco, dopo la conferenza stampa di Grella che aveva preceduto l'arrivo di Lucarelli. Lì avevo capito che la società aveva ammesso i propri errori, le proprie colpe, perché questo, oltre ad essere una rivoluzione, è un modo, a mio modo di vedere, anche umile, anche intelligente, anche saggio da parte della dirigenza di dire: no, andiamo avanti con le idee che abbiamo avuto all'inizio stagione. Ho cambiato i quadri societari, ho cambiato l'allenatore e cambio anche quelle che erano state le mie idee nel mercato estivo. Quindi è normale in una società giovane questo possa accadere. È accaduto purtroppo, è chiaro che questo mercato è fatto a 4 a 6 mani, con quelle di Lodi e con quelle di Lucarelli,
e credo che il futuro dovrà essere roseo. Io non so se il futuro prossimo, se ci vorrà del tempo e quanto tempo ci vorrà, ma di sicuro questo è un Catania che ha una chiara impronta chiaramente legata a Lucarelli. Torno a te fra poco, Peppe. Intanto ritorno invece da Naomi, perché andiamo a vedere qual è il programma della giornata e la classifica, perché ci sono anche 4 squadre già in campo. Esatto, il 21esimo di fatto giorno di campionato, giornata di campionato che è iniziata proprio questa sera alle 20:45, pochi minuti fa. Giuliano Foggia, ancora Taranto Picerno, mentre previste per domani alle 15 si disputerà Turris Crotone, alle 16:15 c'è Potenza Latina, alle 20:45 Avellino Juve Stabia, ancora Catania Brindisi, poi Monterosi Monopoli, Virtus Francavilla Benevento. Il 14 gennaio alle 14 si gioca Casertana Messina, alle 20:45 Cerignola Sorrento. La classifica ancora capitanata da Juve Stabia 43 punti, seguita da Casertana 38, Picerno e Avellino 37, Taranto 36, Crotone 35, Benevento 33, Cerignola 31, Latina 27, Sorrento Potenza 26, Catania Foggia e Giuliana 25, Turris 20, Monopoli Messina 19, Virtus Francavilla 17, Brindisi 14, Monterosi 11 punti. Brindisi dunque a quota 14, il prossimo avversario del Catania, ma ne parleremo diffusamente nella seconda parte, nella terza della nostra trasmissione. Intanto continuiamo ad occuparci di mercato andando a dare uno sguardo insieme a Gianluca ai nuovi volti, quelli che sono arrivati in questa settimana. Lo facciamo attraverso le prime grafiche che vi mandiamo in onda, ad esempio quella relativa a Pietro Cianci, che potrebbe essere già protagonista in campo forse dal primo minuto domani nella partita contro il Brindisi. Abbiamo messo un po' le note caratteristiche, la scadenza del contratto, l'anno di nascita, ma Gianluca, ci sono dei dati interessanti che nei numeri rivelano quello che è la realtà di questa punta. Sì, i dati che abbiamo tirato fuori riguardano i gol e l'XG. Se possiamo rivedere la grafica, così mi viene anche più facile commentarli. Ha un XG di 59,88 con 57 gol, quindi in sostanza l'XG, giusto per ricordarlo, sono il valore atteso dei gol. Un tiro in porta quante volte può scaturire in gol, quindi sono quelli, ogni volta gli si presenta l'azione proficua per fare gol, fa gol. Altra situazione importante sono la percentuale di passaggi accurati, il 71,2%, in quella zona di campo sono veramente tanti, quindi probabilmente è un attaccante di scarico, di sponda. Interessante pure le palle recuperate nella metà campo avversaria, 65% sono, anche questo è un dato importantissimo. Sul totale, cioè sul totale sono più quelle recuperate nella metà campo avversaria. Sì, quindi è un giocatore che va a fare pressione, va a rubare palla, lo dimostrano anche i tanti cartellini gialli, sono 74 nella sua carriera, quindi è un giocatore che non demorde, è un attaccante di garra, insomma, sembra quello dai dati statistici di Cianci. D'altronde l'ha detto Lucarelli, no? Dei giocatori che sono anche adatti a questo tipo di calcio, a questo tipo di categoria. Queste sono le immagini ovviamente legate a Cianci e proprio anche alla firma del contratto. L'ufficializzazione è arrivata proprio in questo inizio di settimana, già si sapeva dalla scorsa settimana che sarebbe stato un giocatore del Catania, ripeto, probabilmente lo vedremo in campo forse fin dall'inizio domani. Altro giocatore che invece che probabilmente sarà protagonista fin da subito è un giocatore che Lucarelli conosce molto bene ed è Contek. Anche in questo caso possiamo andare a vedere la grafica con le sue caratteristiche legate appunto all'anno di nascita, al ruolo e alla scadenza del contratto, diversa 2025 rispetto al 2026 di Cianci. Con Gianluca ci siamo concentrati sui duelli sia aerei che difensivi. Sì, parliamo chiaramente di un difensore centrale, ha fatto il braccetto, ha fatto il difensore centrale, percentuale interessante sui duelli difensivi vinti, 65% è un buon dato, parliamo chiaramente di statistiche, così come per i duelli aerei, è oltre il 50%, sia il 57%, quindi comunque sono statistiche importanti per un difensore, per un giocatore nel suo ruolo, quindi credo che sia un buon acquisto. E anche lui è un giocatore, anche in questo caso vediamo proprio il momento, grazie anche ai video che diffonde l'ufficio comunicazione del Catania, il momento degli allenamenti, anche della firma del contratto. Peppe, fra poco vedremo anche la scheda di Peralta, che è l'altro giocatore che è arrivato in settimana. Ti chiedo, questa rivoluzione in atto è una rivoluzione che secondo me, secondo tanti osservatori, non è ancora finita. No, anche secondo me non è finita.
Io credo che il Catania cambierà, anche varerà un sistema di gioco diverso da quello che mi risulta, un po' in linea con quello che è successo nell'ultima partita, ma forse leggermente più offensivo. Oggi le parole in conferenza stampa le ho lette, non le ho sentite da parte di Lucarelli. Se non mi sbaglio parlava di giocatori non più certi nessuno di una maglia da titolare. Secondo me i riferimenti non sono puramente casuali. Probabilmente si giocherà con un trequartista e con 2 punte, con Cianci e Costantini secondo me che partono come possibili e presunti titolari, e ci sarà rivoluzione non solo sul non mercato. Non me l'anticipare tutta la formazione, Peppe, che poi la diamo dopo. No, e secondo me ci sarà una rivoluzione anche non solo sul mercato, ma secondo me chi è arrivato gioca. Sì. Perché sono idee di Lucarelli, sono stati voluti anche e soprattutto da Lucarelli, quindi sarà un Catania molto più fisico. Poi Gianluca lo sa molto meglio di me, ma mi sembrano delle caratteristiche particolari quelle che è comune, il minimo comune del denominatore, la fisicità, la muscolarità di molti giocatori, l'altezza. La Serie C o la vinci con un'enorme classe come ha fatto il Catanzaro 2 anni fa, o lo vinci l'anno scorso, o lo vinci con squadra fisica, rognosa, e mi sembra che il Catania stia prendendo la forma di una squadra molto forte fisicamente. Sì, e questo è sicuramente vero, basta guardare le altezze dei giocatori. Naomi, messaggi da parte dei nostri telespettatori oppure riflessi social? Riflessi social, allora con l'aiuto della regia andiamo un attimino sui social in cui in questi giorni insomma si è parlato parecchio. Intanto c'è un post che riguarda il nostro carissimo Grella. Scrivono: quando indicativamente, conti alla mano, fai spendere più di 10 milioni di euro al presidente per allestire la squadra e ti ritrovi fuori dai playoff con 25 punti ed aver perso 9 partite in 20 giornate. Ecco, l'espressione di Grella non trasuda proprio felicità. Questo è poco ma è sicuro. Poi, sempre rimanendo in tema social, vi voglio fare vedere questo, un normale momento di un quiz in cui chiedono qual è il cognome del nuovo acquisto del Catania. Opzione A, Cicirelli. Opzione B, Cecirelli. Opzione C, Cicerelli. Opzione D, Ciciretti. Adesso voglio la tua risposta, Marco, qual è? La A, la B, la C o la D? Se ci vedessi la C. La accendiamo? Grande. Poi vi faccio vedere anche cosa pretende il tifoso medio da Cianci e Costantino, sempre con l'aiuto della regia. Questo. Hai visto che gioco è? Che per una palla che va a ritroso nel tempo? Non so se ho sbagliato anche perché non sai che vedevo bene sui nomi A, B, C, D. Vabbè, ma non ci pensare. Poi, e niente, anche le più fantastiche storie d'amore finiscono. Scrivono ovunque, proteggimi, per l'addio del nostro Lorenzini alla maglia rossa-azzurra. E per il momento c'è tutto, poi c'è anche la somiglianza di Peralta con Marrakesh, non so se... Marrakesh lo ascolti, vero Marco? Certamente, ovvio. Una canzone di Marrakesh? Tutti i giorni, io anzi vengo qui ascoltando Marrakesh. te la passiamo. Va bene. Volevo tornare invece da Peppe, che devo salutare fra pochissimo. Mi dicevi dell'importanza del fisico dei giocatori e anche dell'importanza della mente dei giocatori, vorrei aggiungere, perché qualcuno dei giocatori che hanno calcato il prato del Massimino evidentemente l'hanno subito. Questi potrebbero, anzi nelle intenzioni e nelle volontà della società, non subirlo. Sì, ci pensavo l'altro giorno quanto sia bellissimo e sia difficilissimo allo stesso tempo, bellissimo quando vinci, complicatissimo quando non vinci, giocare con la maglia del Catania, perché l'altro giorno parlavo con un collega, non dico quale, ma un'altra piazza di C, c'è un sito che li segue, c'è una TV locale che li segue e non ci sono radio. Sì. A Catania ci sono decine di radio, decine di siti, ci sono giornalisti dappertutto, ci sono tifosi dappertutto ed è il privilegio di giocare in una piazza del genere. Lo ricordo, io ripeto sempre questa immagine, torno a Sky, torno a Milano dopo la vittoria del campionato di Serie D del Catania appunto, e mi dicono, scherzando quasi un po', spottendomi, no? Scusa il termine Marco, ma il Catania è andato ha vinto la Champions League, c'erano 70-80 mila persone sul lungomare. No, dico, ha vinto banalmente un campionato di D, ma a Catania si ragiona così. Questo per dirti che chiaramente quando vinci diventi un eroe, quando perdi
non sei un eroe ma sei il bersaglio della critica, però ripeto, servono gli attributi e le spalle larghe per giocare col Catania. Io credo che i giocatori di esperienza, soprattutto in Serie C, per assurdo è più complicato giocare in Serie C e vincere in Serie C che giocare magari in Serie A, perché in Serie A magari qualche giovane e qualche scommessa la prende più alla leggera, la Serie C purtroppo è una cosa seria. Così come una cosa seria il rapporto che ci lega di amicizia, nel senso che siamo sempre contenti di averti qui. Peppe, io ti saluto perché so che hai un obbligo familiare, diciamo, vogliamo chiamarlo così. Un abbraccio Peppe Di Stefano e ci sentiamo alla prossima. Grazie Marco, grazie, in bocca al lupo per domani, saluti a Gianluca, saluti a tutti in studio e ci rivediamo alla prossima. Va bene, ciao Peppe, grazie. Allora andiamo a vedere invece adesso la scheda di Peralta, perché è l'altro acquisto del Catania della settimana. Eccolo qua, Diego Peralta, anche in questo caso tutte le caratteristiche legate all'anno di nascita, alla scadenza del contratto e poi anche in questo caso alcune percentuali, Gianluca. Sì, parliamo di una sottopunta, un giocatore che ha fatto praticamente, ricopre tutti i ruoli dell'attacco. Statistiche importanti, quasi l'80% di passaggi riusciti, altissime come percentuali, dribbling riusciti oltre il 50%, ma la statistica interessante è questa, palle recuperate nella metà campo avversaria, 58,3%, cioè è un altro giocatore che non demorde, quando è in fase di non possesso vuole andare a recuperarla, pressa e non è facile trovare questo tipo di giocatore, quindi l'augurio è quello che lui insieme a Cianci e tanti altri riescano a tenere lo standard di queste statistiche perché sono veramente importanti, quindi statistiche di giocatori agguerriti in fase di non possesso è quello che serve in Serie C. Quello che serve veramente in Serie C e un po' lo racconta anche Lucarelli nella prossima clip che vediamo insieme, che è sempre relativa alla conferenza stampa di oggi. Ascoltiamo Lucarelli. Bisogna vincere, noi siamo il Catania, quindi non si può perdere, no, non funziona così, perché il Napoli avrebbe vinto 50 scudetti se fosse per la passione della gente. E il Napoli non l'ha vinti 50 scudetti, ne ha vinti 3. Quindi noi dobbiamo prendere consapevolezza che in questo momento siamo il Catania, ma siamo in Serie C e troviamo tutte le difficoltà della Serie C, al quale noi stiamo cercando con tutte le forze di ovviare a queste difficoltà. Questo secondo me vuol dire partire da una base di umiltà giusta, perché tanto io è la terza volta che sono qui, dire siamo il Catania non ci ha fatto vincere ancora niente. Dimostriamo di essere da Catania, già è diverso, ma siamo il Catania, non ci dà il diritto a vincere le partite, cioè gli altri non è che si spostano, anzi, perché ci dicono tutti che siamo fortissimi, che tutti non si spiegano perché siamo in questa situazione e stanno mettendo la vasellina, capito? E stanno mettendo la vasellina, e invece noi tordoni arriviamo sempre, siamo di qui, siamo di là, siamo di qui, siamo di là, e poi ci fanno tutti la guerra sportiva, giustamente, perché arriviamo in pompa magna, e quando le squadre arrivano in pompa magna gli altri ti aspettano a braccia aperte perché sanno che poi ti fanno una faccia così. Riferimenti sono sempre simpatici, no? Beh, oddio, anche particolari, l'altra volta c'era la gamba, questa volta la vasellina, insomma gliele passiamo a Lucarelli, però in mezzo alle battute da toscanaccio dice delle cose reali, cioè non è che basta chiamarsi Catania per vincere le partite, Francesca. No, quello no, però ovviamente non dimentichiamo che Catania è una piazza importante, cioè rappresenti una città che comunque ti risponde benissimo da un punto di vista calcistico. Non si era mai vista una società di Serie D che andava una squadra con un pubblico veramente da Serie A, una società organizzatissima, quindi dobbiamo distinguere due cose. Un conto è vero, quello che dice il mister non è scontato e non ci dobbiamo sempre aspettare che vinca il Catania soltanto perché si chiama Catania. Questo è un discorso, però è anche vero che ci si aspetta un atteggiamento da Catania, è semplicemente questo, quindi noi ci aspettiamo che facciano bene, che l'impegno sia degno da piazza importante. Giallo, volevi... Sì. Avevi degli spunti, no, rispetto a quello che ha detto Lucarelli, o no? No, dico perché
il fatto stesso che lui abbia fatto questa conferenza stampa fa capire che quantomeno lui ha centrato il problema, cioè il nome sulla maglia non ha mai portato punti, bisogna avere, questo è un campionato difficile, quindi, però sai, hanno fatto un passo indietro rispetto all'inizio stagione, avevano una mentalità, volevano fare, si parlava di sostenibilità, quindi hanno cambiato. Adesso sul mercato di gennaio hanno rivoluzionato tutto, hanno preso giocatori e stando alle statistiche, chiaramente non abbiamo visti giocare, ma stando alle statistiche comunque gente di categoria forte che sa quello che vuole. Lui esce con questa conferenza, pare che abbia rimesso tutto in gioco, parlo di titolari, ex titolari, quindi... Oggi l'ha detto parlando di Chiricò e Peralta, no? Questa credo che sia la strada giusta, cioè quello che bisogna fare, ma poi dico, lui è di mestiere, sa come vincere, come raddrizzare un po' la situazione, quindi credo che sia un buon punto di partenza questo. Vedremo a partire da domani e soprattutto poi le prossime partite, compresa la Coppa Italia, che diventa ovviamente decisiva in questa parte di stagione. Noi ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo e apriamo alla prospettiva della prossima partita di campionato, quella di domani con il Brindisi. Eccoci di nuovo con Preview, abbiamo parlato del mercato, vi diciamo che chiaramente ci saranno altre situazioni in entrata, si pensa sicuramente a un centrocampista, a un regista, probabilmente a un difensore, a un portiere, insomma c'è tanto per quanto riguarda il Catania ancora da sistemare. Le cessioni Deli, Lorenzini e Maffei già si sanno, dovrebbe essere la prossima quella di Dubickas, che comunque è fra i 23 convocati. Andiamo invece da Naomi per i messaggi social. Esatto, nel frattempo un aggiornamento in merito alle partite che si stanno disputando in questo momento, perché Giuliano Foggia vede il risultato di 0-1, quindi in questo momento è in vantaggio il Foggia. Ma tornando ai messaggi, diciamo che i colpi messi a punto dalla società rossazzurra sul mercato stanno facendo preoccupare non poco i tifosi. In particolar modo vi voglio leggere intanto un messaggio che arriva da lontano. Scrivono: buonasera, vi seguo da Londra, sono un tifoso, mi chiamo Alessandro. Viste le voci di corridoio per cui Chiricò vorrebbe lasciare la maglia, esprimo il mio pensiero in inglese con la preghiera a Naomi di tradurlo direttamente in lingua sicula. Scrive: Chiricò, if you go, know that the ones better than you will throw them away. Tradotto in siciliano: Chiricò, chi di meglio di te l'ama ittato. Ancora, questo scrivono e questo io vi leggo. Cercasi sostenibilità tanto decantata dai grandissimi. E poi è arrivato il momento di stuppate varicchi, non compreranno mai Sturaro, perché se lo fanno si devono vendere tutti gli altri e finisce che giochiamo col modulo 1-1 Sturaro punta avanti e no mi importa che distrae l'avversario, non mi presterei io a questo modulo, sono sincera, credo di avere altre caratteristiche. Poi da inizio campionato ad ora è cambiato non solo il criterio di acquisto e vendita sul mercato, ne stiamo accattando i lanchi e i patanchi, ma abbiamo assistito anche ad un radicale cambio di approccio al gioco con l'arrivo del nuovo allenatore. A conti fatti siamo sempre fermi ad un punto della classifica, insomma cambiamo senza cambiare, ma l'ultimo, poi proseguite con la trasmissione, magari chi ha giocato mezza partita col Catania quando c'era Dabbiani ora va al Fiorenzuola, credo si riferisse a Maffei in realtà, esatto, sì. Mistero della fede, rendiamo grazie a Dio. Vabbè, questo è il mercato che sta facendo il Catania, giustamente i tifosi si interrogano, è normale che sia così, si interrogano anche su quello che è stato fatto fino ad ora, lo diceva anche Peppe Di Stefano, no? Sono stati riconosciuti degli errori e si sta cambiando strada. Sarà quella giusta? Lo dirà ovviamente solo il tempo e il campo, giusto. Andiamo a sentire ancora Lucarelli proprio su questo, sul fatto dell'inserimento dei giocatori in questo momento così particolare, perché siamo a gennaio e non siamo in un periodo di stop del campionato. Entriamo in una fase dove per noi è il 1° di luglio, con una differenza, che da luglio a settembre fai le amichevoli e hai la possibilità di sbagliare, hai la possibilità di allenarti, hai la possibilità di tenere la squadra tutti i giorni insieme in 2 mesi di ritiro. Oggi abbiamo le partite di campionato che sono anche importanti, quindi l'unico, diciamo, momento delicato secondo me è questo, perché mentre mettiamo dentro calciatori e lo facciamo in corsa, col campionato in corsa, dobbiamo anche cercare di trovare la quadra il prima possibile.
Francesca, quello che dicevi prima tu, no? Riuscire a trovare la quadra non è facile. Abbiamo detto che oltre i 7 ne arriveranno altri. Altri, però non siamo a luglio, nel senso che non è che sono stati fermi, o si spera che abbiano giocato. Certo. Le statistiche ci dicono che sono dei giocatori importanti, tra l'altro tutti i giocatori che lui per la maggiore conosce, quindi sa il fatto suo Lucarelli. Io credo che già era in mente Lucarelli quando è venuto proprio dalle prime volte, anche perché per diciamo delle risposte di circostanza diceva che non avrebbe magari cambiato nulla, però a questo punto ci fa capire che era nel suo intento, ma è normalissimo. D'altro canto doveva tenere insomma il ritmo anche degli altri. L'unica cosa magari che non si aspettava è di raccogliere poco come risultati in effetti, e quindi sarà un po' più complicato, però credo che con la mentalità giusta, con i ragazzi ovviamente che conosce, può rifare anche in poco tempo lo spogliatoio, riprendere così in mano la situazione, e si spera anche nei risultati. A proposito di risultati, andiamo a dare uno sguardo invece a quella che sono le statistiche a confronto legate alla partita con il Brindisi, perché il Catania ovviamente cerca il risultato contro la penultima in classifica, il Brindisi che ha 14 punti. Andiamo a vedere proprio le due squadre a confronto nelle ultime 5 giornate di campionato, con i pugliesi che hanno cambiato tanto, perché anche loro, loro attraversano anche un momento societario molto difficile, con tanti giocatori che hanno chiesto di andare via, con tanti giocatori che sono in procinto di andare via. Qui è una situazione molto complicata quella del Brindisi che si presenta qui. Anche il modulo, poi vi faremo vedere la probabile formazione, ci siamo basati su quello che è stato finora, ma non è facile capire realmente come domani si schiereranno, l'ha detto anche Lucarelli, i giocatori del Brindisi. Queste intanto le statistiche a confronto. Lo vediamo Gianluca, c'è una differenza pari al doppio, insomma, un po' così fra le due squadre. Sì, nonostante non ci sia tantissimi punti di distacco fra le due squadre, però il Brindisi è veramente in difficoltà in questo campionato. La statistica più lampante sono gli XG against nelle ultime 5 partite, cioè la percentuale di gol di tiri in porta che hanno subito. Addirittura i gol sono più alti dell'XG, quindi significa che una squadra che è veramente in difficoltà. Stando alle statistiche avrebbe dovuto subire 9 gol,96, ne ha presi 10, ma di solito la differenza fra questi due dati è più alta. L'XG quindi, è più alto dei gol subiti normalmente. Ovviamente sì. Quindi è anche una nel Catania però è così, nelle ultime 5. Sì, ma ne ha presi 5. Sì, quindi il numero è altissimo del Brindisi, quindi è una squadra che poi in analisi saremmo anche più precisi, la fase difensiva è veramente in difficoltà, ma così come i passaggi riusciti per partita, 71,7%, sono veramente bassi, è una statistica bassissima, e quindi non c'è da dire, le statistiche vanno veramente contro il Brindisi, quindi una squadra nettamente in difficoltà. Anche se lo diremo, appunto, ci sono tanti cambiamenti nella formazione del Brindisi. Torniamo invece al Catania, torniamo alla partita di Crotone, perché andiamo ad analizzare un po' quello che è successo e quelle che sono state le lacune, no? del Catania, soprattutto in occasione dei gol ovviamente del Crotone. Ma partiamo dalle prime occasioni dei crotonesi che arrivano su calcio piazzato. Gianluca, questa è la prima clip, no? Sì, mi pare da calcio d'angolo. Sì, Marco, al di là della situazione su calcio piazzato, perché ci può stare che puoi subire gol sul calcio piazzato, quello che non mi piace è l'atteggiamento. Calcio d'angolo a 2, metti 2 uomini per impedire questa palla dentro, vedi che sono assolutamente fermi, non vanno a pressare quella palla là, va pressata forte, perché io metto 2 giocatori di proposito, perché non voglio lo scambio. Corretto. O comunque la voglio sporcare. Quindi l'ho voluta mettere dentro questa clip, perché sta ad indicare proprio l'atteggiamento di molti uomini del Catania a Crotone. Anche perché in quella successiva, che io ero lì a Crotone, è arrivata qualche minuto dopo, non tanto di più, si vede una situazione analoga, addirittura con un giocatore del Crotone che arriva al tiro, che è il capitano Gigliotti, lasciato praticamente solo. Allora, cosa si vede in questa situazione? Quando fai una difesa a zona, la prima linea, quindi diciamo quella più alta del Catania, è la cosiddetta linea di impatto. Devi andare a contrastare l'inserimento degli attaccanti. Questo non avviene, li aspettano da fermi, e
altra situazione, vedi, l'ho voluta zoomare, altra situazione su una seconda palla sporca, il giocatore sull'esterno è libero, là bisogna uscire forte, bisogna leggere la traiettoria della palla, ma se non hai l'atteggiamento giusto non ci arriverai mai. Mentre invece andiamo poi al discorso successivo, che parte da una verticalizzazione del Crotone. Anche in questo caso la difesa si fa trovare impreparata. Allora, situazione numero 1, poca pressione su palla scoperta, devi attaccare forte, io l'ho evidenziato con le freccette, bisogna attaccare forte quella palla e sporcarla. Seconda situazione, il raggio di luce sul giocatore nella zona, diciamo nella famosa zona 14, non viene pressato, lui è bravo, fa velo, la palla arriva al limite dell'area, anche là il difensore deve leggere quella traiettoria, deve andare a pressare forte la palla, non può perdere di vista l'attaccante, non può farsi anticipare in quella zona di campo. Forse paradossalmente ci sta un fallo al limite dell'area se ti fai prendere il tempo, ma non puoi essere così passivo perché poi la subisci ed è un po', come dicevo, il DNA della partita del Catania. Il DNA, Francesca, che un po' c'è stato per tutta la stagione, no, del Catania. Noi a Crotone abbiamo rivisto i mali antichi della squadra rossa-azzurra, che erano stati un po' mitigati al 4-0 di Benevento, che era stato un po' agevolato dalle 2 espulsioni dei giocatori campani, però aveva fatto vedere un Catania certamente in ripresa. Sì. Invece a Crotone abbiamo visto dei mali antichi, e questo su cui deve incidere Lucarelli. Sì, infatti l'unico aspetto su cui ha avuto il Catania la continuità è stato proprio nell'atteggiamento negativo, remissivo. Non ha avuto soltanto in poche partite, in poche occasioni ha recuperato e ha ripreso, invece è un blackout totale, perché fino prima del gol io ho visto la partita, non era così tanta. Soprattutto la il secondo gol ha cambiato radicalmente l'incontro. Il 3-0 sembra che veramente il Catania fosse di gran lunga inferiore all'avversario. Non era così, non è così, quindi è, come diceva poc'anzi Gianluca, è nell'atteggiamento. Ciò cosa vuol dire? Che magari quell'identità in effetti non c'era mai stato, manca anche un marchio impresso da parte della società. Credo che uno spogliatoio, ne ha parlato anche in conferenza stampa lo stesso Lucarelli, lui parlava di quando si spacca appunto lo spogliatoio. Io dico, come si costruisce lo spogliatoio? Ci sono tantissimi elementi, tra questi deve esserci la società presente, anche accogliente, anche vicina, non solo economicamente quando facciamo i è logico, contratti, ma anche nell'atteggiamento. Anche più coinvolgente, soltanto così si crea un'armonia nello spogliatoio. Credo che forse questo humus nel Catania non ci sia mai stato, quindi al di là prima di Tabiani, adesso di Lucarelli, dobbiamo riprendere quello. Poi i giocatori ci sono, stanno arrivando da quello che vediamo. Gianluca, torniamo e andiamo all'ultima clip che ci fai vedere proprio del Catania, che è legata a un gol, quello che praticamente indirizza definitivamente la partita. Sì, anche là c'è un discorso di atteggiamento. Allora, abbiamo una palla scoperta, qua purtroppo l'azione parte dopo, una palla potevano evitare di farla giocare in questa maniera, poi la difesa scappa e scappa in ritardo. Linea spezzata, giocatori avversari nello spazio, in ritardo. Dico da analista, da tecnico, poi fa anche male vedere determinate azioni, però è il preludio giusto a come tanti giocatori del Catania, magari non tutti, hanno preparato mentalmente questa partita. E questo è quello che appunto è arrivato per il 2-0 era poi un momento particolare in cui c'erano stati anche dei cambi, era stato modificato il modulo. Il Catania in quel momento magari stava tentando di riorganizzarsi, è arrivato poi l'errore di Curado e tutto quello che tu hai spiegato molto bene. Torneremo ancora sul Brindisi soprattutto e sulle probabili di domani al Massimino, subito dopo la pubblicità, fra poco. Ritorniamo in studio per parlare ancora della partita fra Catania e Brindisi, ma prima, come sempre facciamo, andiamo dal collega e amico Francesco Triolo a Messina per capire un pochettino la situazione invece in casa giallorossa. Ciao Francesco, buonasera. Buonasera Marco, buonasera a tutti.
Allora, che ci racconti, perché insomma, a parte gli squalificati che ci sono, no? Scafetta, Ortisi, però è una squadra un po' ridotta all'osso in questo momento, il Messina, che deve andare a giocare contro un avversario difficile come la Casertana. Forse contro la squadra che in questo momento sta meglio e soprattutto che ha acquisito la consapevolezza di potersela giocare per il primo posto, la Casertana. Quindi sicuramente non è un avversario di quelli semplici. Messina, che ricorderete, Modica la settimana scorsa disse abbiamo solo 16 giocatori, senza Ortisi e Scafetta scendiamo a 14. È vero che sono arrivati 2 nuovi acquisti proprio in extremis, uno Samuele Zona e un terzino sinistro, il tanto atteso terzino sinistro, sempre un under, è arrivato solo quest'oggi a Messina, si è allenato con i compagni, domani effettuerà la seduta di rifinitura e poi si partirà con tutti alla volta di Caserta, dove si aggregherà anche il portiere che si chiama Edoardo Piana, arriva in prestito dall'Udinese, un 2003, anche lui un under, sarà il secondo portiere dietro Fumagalli. Sono 2 acquisti, diciamo, per infoltire la rosa più che altro, perché sulla qualità, essendo giovane, essendo alla prima esperienza, soprattutto Piana tra i professionisti, occorrerà verificarli, però il Modica può contare anche su questi. Che Messina sarà? Sarà un Messina che deve riscattare la sconfitta col Cerignola, ma soprattutto cercare di contenere la Casertana. Abbiamo detto che la squadra in questo momento più in forma è la squadra che sulla carta è sicuramente favorita nella partita di domenica, però la partita si gioca in campo, non si gioca sulla carta, e quindi il Messina ha l'obbligo di giocarsela a quantomeno, o di tentare di farlo. Con chi giocherà? Se poi andiamo alla probabile, andiamo a vedere la formazione, perché la squalifica di Ortisi e quella di Scafetta un po' condizionerà le scelte di Giacomo Modica. Allora, se confermiamo Salvo a destra, visto che lì ancora non è disponibile Manetta e Pacciardi, l'alternativa a sinistra è Polito. Diciamo che qui l'ipotesi può essere soltanto che Polito gioca centrale e Pacciardi, essendo un mancino, gioca a destra, una delle soluzioni provate anche da Modica nelle ultime settimane. A centrocampo con Franco, Firenze, e dovrebbe giocare Giunta al posto di Scafetta. C'è il discorso degli under, e quindi in attacco mettiamo Zunno, che è andato in gol contro il Cerignola al posto di Flescia, che è un under, con Rosafio e Ragusa ai lati. L'alternativa, considerato pure che a centrocampo Frisen ancora non sta bene, quindi sono poche le alternative a disposizione di Modica. Questo è il 4-3-3 per giocarsela contro, diciamo, un altro allenatore, Cangelosi, e la sua stessa estrazione, perché entrambi sono stati vice di Zeman, esatto. Hanno lavorato anche assieme, hanno un 4-3-3 molto simile. È chiaro che gli interpreti di Cangelosi non sono quelli che ha a disposizione Modica. E mi sembra la giusta chiusura. Francesco, grazie come sempre da Messina per il tuo intervento. Un abbraccio e ci vediamo venerdì prossimo. Marco, saluti a tutti. E allora ritorniamo a parlare invece del Catania, per dare uno sguardo invece più da vicino all'avversario, partendo dalle ultime partite e da quelli che sono stati i risultati del Brindisi raccolti nelle ultime 5. Guardate qui, l'ultima è la partita con il Potenza, sconfitta in casa per 4-0. La penultima è stata con la Turris, la sconfitta per 3-1, poi c'è stato il pareggio interno con il Picerno, la vittoria di Sorrento e la sconfitta interna con il Crotone, ma il dato è quello numerico, è quello più importante, è quello che vedete sopra. Sulle 20 giocate sono 4 sole le vittorie, 2 pareggi e 14 le sconfitte per il Brindisi. Andiamo a parlare invece dell'allenatore del Brindisi, anche in questo caso è una grafica, abbiamo messo delle dichiarazioni che lui ha fatto anche per sottolineare un po' quella che è la situazione in casa pugliese, no? È importante che arrivino, dici, i calciatori, e poi deve essere mia responsabilità farli giocare, perché dici sono i calciatori a fare il calcio, noi possiamo fare tutte le chiacchiere che vogliamo, praticamente come per dire
se qualcuno se ne sta andando e tanti sembra che se ne stiano andando dal Brindisi, bisogna che arrivino dei giocatori a sostituirli. Il faro non è tanto quello che pensiamo che sia il faro in campo, probabilmente non partirà dall'inizio, però è sicuramente un giocatore che tanti ricordano e che è vantaggiato, che è appena tornato a vestire la maglia del Brindisi con cui è iniziato. Lui è un brindisino, anche per questo l'abbiamo detto, ha quasi 40 anni. Ripeto, non gli diamo il ruolo di protagonista assoluto, ma è chiaro che è un giocatore comunque che ha una storia importante. Per quanto riguarda il Brindisi, che cosa dirvi di altro? Ne parliamo quando diamo la probabile formazione, ma prima andiamo a vedere invece con Gianluca quelle che sono le situazioni tattiche dei brindisini, ad esempio partendo sempre dalla fase di non possesso e andando a concentrarci sulla difesa dei ragazzi di mister Roselli. Sì, Marco, l'organizzazione difensiva lascia parecchio a desiderare nel Brindisi. Prima situazione, su un attacco sull'esterno, a parte si ha una superiorità numerica dell'avversario, molti giocatori del Brindisi a passeggio in fase di non possesso, poi maglie da difesa molto larghe, e questo consente all'attaccante avversario della Turris di anticipare il diretto marcatore a una velocità di 2 km/h e fare gol. Quindi comunque è una difesa che va rivista e veramente vanno lenti in questo momento del Lo campionato. rivediamo anche nella prossima clip, no? Che riguarda invece lo spazio che si crea fra le linee, no? Quella di difesa e quella di centrocampo. Sempre quello, quando non c'è organizzazione. Poi in questo caso, per esempio, quando giocano con delle sottopunte, là, come dicevo prima, non hai organizzazione difensiva, non riesci ad assorbire questi inserimenti. Loro addirittura ne portano 3 in quella zona di campo, parlo degli avversari, ma poi alla fine la giocata è sempre quella, palla verticale dentro, il giocatore che anticipa il difensore centrale e fa gol con estrema facilità. Andiamo all'ultima partita, quella con il Potenza, quella più vicina alla partita con il Catania, anche per renderci conto, insomma è vero che sono arrivati altri giocatori nel Brindisi, ma per renderci conto un po' di quella che è la situazione attuale, ricordiamo 0-4 il punteggio finale e alcuni gol presi in un modo particolare, Gianluca. Sì, anche là si vede, parliamo di organizzazione difensiva, la difesa lavora male. Assurda questa azione perché c'è un giro palla lento, un giocatore che non riescono ad assorbire, questo giocatore che da solo, cioè là bisogna chiamare la linea, bisogna chiamare l'esterno, farlo salire, a maggior ragione quando la palla torna indietro, quindi bisogna salire, riassettarsi e riorganizzarsi. Loro non fanno niente di tutto questo, sembra quasi che abbiano voglia di prendere gol, sì. Dico per assurdo, perché come vedi è un'azione molto lenta, leggibile, quella palla va pressata, la difesa va organizzata, deve salire, non lo fanno, è giusto che prendano gol in queste situazioni. Quindi comunque in questa fase di campionato hanno veramente parecchia difficoltà. Andiamo a vedere ancora una situazione legata proprio alla difesa del Brindisi e all'atteggiamento difensivo del Brindisi. Ancora l'uomo fra le linee e ancora sorpresa la difesa. Sì, il tema è quello, già vengono sorpresi quando giocano con l'attaccante sotto spalla, quando ti gioca tra le linee non lo leggono proprio perché non scivolano di reparto, non scalano per andare a prendere questo inserimento e quindi se li ritrovano poi tutti là. A quel punto perdi la cognizione della prima palla, ovviamente perdi quella della seconda e quindi prendi gol, c'è poco da fare. Insomma Francesca, è una squadra, questa qua del Brindisi, parlavamo del Catania, no? Poco fa, che chiaramente deve sistemare delle cose, qui sembra ancora peggio la situazione, insomma, almeno a guardare quello che ci ha fatto vedere Gianluca e anche i riflessi della classifica numerici. Sì, io dico sempre, perché ho la mentalità da sportiva, che quando si va in gara il cronometro si azzera, quindi domani sarà una partita, certo. Si parte, quindi se guardiamo le partite scorse credo che poi non ne veniamo a capo, perché domani sarà una partita tutta a sé. Per cui è vero che sulla carta, dai, non ci prendiamo in giro, il Brindisi è veramente in difficoltà, l'abbiamo visto anche con le immagini, però questo non significa al solito che l'atteggiamento deve essere quello del noi siamo il Catania, no, ovvio, giochiamo a Cibele, giochiamo in casa e quindi ci verrà facile. Per tornare a quello che ha detto Lucarelli. Perché domani è l'inizio.
l'inizio. No, ma poi fra l'altro, scusa, ti interrompo, dici bene, perché comunque ovviamente abbiamo visto le note negative del Brindisi, adesso vedremo anche le note positive del Brindisi perché ce ne sono, ma poi il Catania dovrà aspettarsi una squadra che starà sicuramente sotto la linea della palla, esatto. E quindi non è facile andare a scardinare la difesa, vogliono venire a Catania per fare punti, per cambiare questo trend, quindi non è assolutamente facile, bisogna avere idee, bisogna avere forza, velocità nel girare la palla, cercare di colpirli, perché più tempo passa più questi diventano forti, mi riferisco al Brindisi ovviamente. In poche parole devono interrompere questa continuità negativa l'atteggiamento e quindi cambiare totalmente pagina. Prima di tornare da Gianluca voglio andare da Naomi, perché ci sono degli aggiornamenti sui risultati, mi sembra, e poi magari ci sono anche degli altri messaggi. Esatto, appena finito il primo tempo della partita Giuliano-Foggia con il risultato di 1-1, mentre rimaniamo sullo 0-0 per Taranto-Picerno. Tornando ai messaggi e rimanendo sempre in tema conferenze di Lucarelli, iconiche, si passa dal bingo alle gambe alla vasellina. A proposito, scrivono e come direbbe Lucarelli, a Catania c'è bisogno di giocatori con 3 gambe. Continua il messaggio: se posso permettermi, ci accontentiamo di gente con 2 gambe buone, o comunque almeno una. Ancora, Lorenzini non andava ceduto, semmai altri in difesa, troppi doppioni acquistati, continui errori societari, scrive Giuseppe da Gravina. Non ci giriamo attorno, ogni sconfitta è stata frutto di inferiorità rispetto agli avversari, squadra nata male e proseguita peggio, responsabile la società. Scrive sempre Giuseppe da Gravina, stasera ha agguerrito più che mai e non si è fermato, perché poi, ma come si fa a criticare e vendere Chiricò? Unico che segna oltre a Di Carmine, indovinate chi l'ha scritto? Sempre Giuseppe da Gravina. Buonasera, da Antonio da Paternò, stavolta ecco cambia il mittente. Chi è stato uno dei migliori giocatori che in questi ultimi anni ha giocato col Catania? Moro, ma non lo dico. L'ha detto, vabbè, sì, comunque detto. bilancia la palla. L'ha detto, va bene. Ci chiedono se ci sono novità per Sturaro. Non credo, io non penso. Però non pensi. Vedremo. Insomma, Io nemmeno. Non Vabbè. si sa. Buonasera a tutti, mi chiedo, se Peralta sarà una realtà, vabbè, lo è, Chiricò avrà le ore contate o potranno giocare assieme? E basta, per il momento mi fermo. Lui, Lucarelli, ha parlato di un giocatore che è un'alternativa, indubbiamente, perché l'ha detto anche in conferenza stampa, no? Peralta può fare tanti ruoli, può fare anche la mezzala nel 3-5-2, può fare il trequartista, può spostarsi a destra, però è chiaro che è un giocatore che in questo momento, secondo me, si contende la maglia con Chiricò, soprattutto se il modulo dovesse cambiare, come un po' ci accennava Peppe Di Stefano e come poi vedremo. Torniamo invece alla fase di possesso, Gianluca, del Brindisi, perché lì c'è qualcosa, soprattutto i due lì davanti, che possono fare un pochettino di paura. Sì, hanno questa capacità di giocare con una verticalizzazione stretta, quindi guarda il movimento, il giocatore che ho voluto evidenziare è quello, il movimento che va di taglio, quindi sfruttano le verticalizzazioni ed è un movimento che sia Ganz che l'altro attaccante lo fanno veramente bene, quindi bisogna stare attenti a queste giocate, ma il discorso è sempre là, se tu vedi su questa palla la palla va prestata, è chiaro che il difensore avversario del Picerno si gira di spalle, improponibile questa situazione, quella palla va pressata proprio per evitare queste verticalizzazioni. Certo. Nell'azione successiva, altra situazione di verticalizzazione e altra situazione su cui il Catania deve comunque prestare attenzione. Sì, anche qua una palla dentro, assolutamente innocua, ma si aspetta il taglio dentro del giocatore del Brindisi ed è una giocata che loro, una giocata codificata che fanno bene, l'hanno fatta tante volte, è chiaro che non sempre sono andati in gol, certo, però è una situazione che va attenzionata, ma il concetto è sempre là, anche in questo caso 2 contro 1 non puoi permettere una giocata del genere, quindi è chiaro che il Catania avrà studiato gli avversari, quindi sa come andare ad ovviare a questo problema. Allora andiamo a vedere un pochettino quelle che potrebbero essere le probabili formazioni del Massimino, partendo dal Catania con un'impostazione tattica che potrebbe vedere anche dei cambiamenti, forse all'inizio della partita, forse a partita in corso. Non abbiamo messo le parentesi perché noi di solito non le usiamo, però i dubbi sono appunto Chiricò Peralta, lì dietro le 2 punte, e Di Carmine con Costantino e Cianci insieme dall'inizio. Poi Rapisarda e Celli a sinistra, Rapisarda a destra, Celli a sinistra, Zammarini e Zanellato, e poi Contec che dovrebbe giocare anche lui dall'inizio in difesa. Questo per quanto riguarda il Catania. Ricordiamo che Quaini è squalificato, ci sono diversi giocatori ancora infortunati, diciamo fra tutti
Rocca, Bocic e Buà. C'è il mercato ovviamente che coinvolge alcuni di questi giocatori. Per quanto riguarda il Brindisi, ricordando che sono arrivati nel Brindisi Merletti, che è un difensore vantaggiato, appunto l'attaccante l'abbiamo già detto, oltre Trotta, altro attaccante, e poi Calderoni, terzino, e un altro difensore, Falbo. Sono gli ultimi acquisti del Brindisi. Per una squadra, l'abbiamo detto, che abbiamo schierato con il 3-5-2, ma che onestamente anche dalle indicazioni che ci arrivano dai colleghi di Brindisi potrebbe magari anche cambiare atteggiamento tattico. Noi ci siamo un pochettino rifatti a quello che è stato l'ultimo Brindisi, ma insomma le tante cessioni e i tanti arrivi potrebbero un pochettino rivoluzionare la situazione. Andiamo a vedere invece quelli che sono gli arbitri, che saranno gli arbitri al Massimino, insomma l'arbitro e poi i due assistenti, Cherchi di Carbonia l'arbitro, e poi i due assistenti che sono Stefano Franco e Carmine De Vito. Questo per quanto riguarda insomma un po' la partita del Massimino. Che cosa potrebbe dire eventualmente questo cambio tattico, Gianluca, per il Catania, qualora fosse così? No, perché ci può stare, sta studiando, sono arrivati tanti giocatori, sta studiando un nuovo sistema di gioco e quindi ci può stare, Chirico dietro le punte. Attenzione, si gioca per alta e diventa un 3-5-2 poi alla fine della discussione, sì, per sì. cui insomma non cambierebbe poi più di tanto. Credo che la cosa importante sia l'atteggiamento. Ora il fatto che lui nel caso dovesse mettere veramente tutti i nuovi arrivati in campo, sì, e sono tanti, questo vuol dire veramente un segnale forte. Ha parlato di entusiasmo, no? Dei nuovi arrivati, per cui potrebbe darsi che lo cerchi in campo. Sì, perfetto, è proprio quello, quindi cambia un po' tutto, mette gli uomini dentro, quelli che vanno devono avere voglia, perché poi sui giocatori non si discute, è gente che conosce il campionato, gente che l'ha già vinto, però se non hai atteggiamento giusto fai fatica a inserirci. È questo che cercano nei nuovi, perché poi appunto l'ha detto Lucarelli, cioè alla fine, a parte i giocatori che conosce, tanti che arrivano dalla Ternana sono suoi ex giocatori, è proprio questo atteggiamento, no? Ha detto anche una cosa, non vorrei sbagliarmi, ha detto quelli che sono arrivati l'hanno voluto, perché sì, magari è vero, hanno cercato molto preparate, mercato. senti tutta la conferenza. Oggi è stata anche breve, 40 minuti, di solito dura, sì, di solito dura molto di più la conferenza, sì, stampa no, Lucarelli. L'hai seguito. Quindi ha detto questo, chi viene a Catania è perché l'ha voluto, l'ha voluto perché hanno cercato, magari qualcun altro ha fatto altre scelte, invece pertanto anche loro lui. Sì, e sono credo arrivati che con ci voglia, sia con volontà. sì, anche questa empatia tra questi giocatori e Lucarelli e sarà ovviamente un punto di forza per la squadra. Top 11, la nostra top 11, anche in questo caso lo ricordiamo, noi scegliamo solo il modulo, poi il resto sono tutti dati che incrociati in un modo mirabile creano questa formazione. In questo caso è un 4-4-2 con 3 giocatori, 2 giocatori del Foggia e 1 del Sorrento, mi sono confuso perché rossonero e rossonero ero convinto che fossero della stessa squadra, e poi invece ce ne sono qualcuno sempre della Juve Stabia che sta letteralmente facendo un dominio in questo momento del campionato, Leone, Candellone e poi il portiere Thiam, che praticamente è l'unico che non cambia mai. È un 4-4-2, la prossima volta, Gianluca, che modulo usiamo? Addirittura ormai non ne abbiamo più, perché abbiamo fatto persino 3-2-2-3, non mi ricordo, VM, sì. Fra un po' facciamo. No, comunque sono sempre belle squadre, squadre forti, attrezzati bene, vengono fuori da statistiche importanti e quindi è un po' il lavoro che fanno i direttori sportivi. Esatto, no? esatto. Poi noi li mettiamo in campo, ci divertiamo. Ci divertiamo, però sono delle riflessioni anche su quelli che sono i giocatori che in questo momento stanno facendo veramente bene e che si mettono in evidenza. Ma infatti poi ci sono delle conferme come Leone, che pare che abbia gli occhi di mezza Serie A addosso, e lo stesso Thiam, quindi comunque anche in fase di mercato sono delle notizie interessanti che ci aiutano a capire un po' lo sviluppo di questi giovani calciatori, che molti di loro sono giovani in Serie C, ed è veramente una bella rubrica che è uscita fuori. Adesso non lo devi dire tu. No, Mi permetto
lo conosco. Lui ha la deformazione di indicare il direttore qua, mentre tu mi hai presentato come un agente di calciatore. È vero. E quindi magari non si capisce poi dall'esterno che... No, io ti ho conosciuto come direttore. Siamo in tre, io non sono direttore né voglio esserlo, per cui o tu o qualcun altro. Rifacendoci invece ai giocatori, a Chiricò, perché ho sentito dire magari che andrà via, io lo terrei da tanta qualità, poi al di là della defiance, dell'errore che c'è stato con il Crotone. Beh, a Benevento prima di Natale aveva fatto una gran partita. Certo, non si può fare a meno. Quindi io, se fossi il direttore sportivo del Calcio Catania, che non c'è, ricordiamolo che in questo momento non c'è. No, io lo terrei. E poi anche perché il Catania sta puntando a quanto pare per la Coppa Italia, quindi dei giocatori di qualità servono. Bene, Francesca, Gregorio, io ti saluto come sempre, gentilissima, grazie. Grazie a voi. Grazie, una buona serata a te, ci vediamo alla prossima, come ci vediamo sicuramente invece la prossima settimana con Gianluca. Ciao Gianluca Russo. Ciao, grazie a te, buonasera a tutti. Nomi invece resta con me, fra poco lo spazio della Saturnia con un ospite come sempre molto gradito, a fra poco. Ritorniamo in studio, come promesso parliamo di pallavolo della Farmitalia Saturnia che sarà impegnata nella prossima partita casalinga, e ne parliamo con Luigi Randazzo, schiacciatore, posto 4 della squadra catanese. Ciao Luigi. Ciao a tutti. Ben trovato, sorridente giustamente perché il campionato di Superlega è un campionato da affrontare con il sorriso, perché è importante, perché Catania ci è tornata, ma anche con la voglia di rimettersi in carreggiata. L'avete dimostrato in parte anche nella partita col Cisterna. Sì, assolutamente, sicuramente con il sorriso, perché quando uno gioca un campionato di Superlega, poi io comunque sia gioco in casa, quindi sicuramente sono delle emozioni diverse, quindi belle. Dopo 15 anni che sono in giro, sicuramente è bello tornare in casa. Però sì, diciamo concentrati, perché adesso abbiamo 9 partite davanti, che saranno 9 finali, che dobbiamo cercare di approcciare al meglio. Stiamo lavorando tanto e sicuramente dobbiamo cercare di strappare qualche punto importante per la classifica. Possiamo vedere le immagini della partita con il Cisterna, l'ultima che avete giocato. Era una partita già, fra virgolette, decisiva, perché era un'avversaria diretta della Farmitalia. Tu hai fatto molto bene in questa partita, top scorer, mi sembra di ricordare, non so se ricordo male, ma sicuramente hai fatto una gran partita. Però che cosa manca, che cosa sta mancando in questo momento per riuscire a portare le partite dalla vostra parte? Ma allora, diciamo che il campionato di Superlega è un campionato particolare e molto difficile, soprattutto per le squadre che lottano per salvarsi. Ci sono sempre quelle 4-5 partite in cui devi fare molto bene. E se purtroppo non riesci a fare bene, poi ti ritrovi un filotto di partite molto complicate, come adesso avremo noi. Purtroppo abbiamo fatto molto bene all'andata contro Cisterna e questa cosa ci aveva dato molto morale. Poi siamo incappati in alcune sconfitte, sia un po' per sfortuna, perché sicuramente non è stata un po' dalla nostra parte la fortuna. Sia con Cisterna c'è stato l'infortunio di Masulovic e sempre qualcuno si infortuna sempre in tutte le partite. Abbiamo avuto un sacco di problemi, sia per nostro demerito ovviamente, perché poi arriva fino a un certo punto, e quelle partite di cui ti parlavo prima, importanti per dare morale e punti, purtroppo sono mancate, quindi adesso ci ritroviamo a dover rincorrere, ecco, perché sia contro Taranto abbiamo iniziato bene e abbiamo finito non benissimo. Contro Cisterna abbiamo iniziato male, ci hanno messo in difficoltà soprattutto con la battuta, perché loro battevano molto bene in casa, poi ci siamo ripresi bene e purtroppo sul finale del set, del quarto, non siamo riusciti a strappare neanche un punticino che per noi poteva essere molto importante. Poteva essere molto importante, è vero, questa cosa di arrivare al tie break. Ad esempio Taranto ha costruito più punti rispetto a voi, proprio perché, a parte aver vinto la partita con voi, poi alla fine ha vinto praticamente, ha conquistato un punto in tante gare, cosa che a Catania non è riuscita. Andiamo a vedere la classifica, perché chiaramente riflette un pochettino il momento della squadra allenata da Bua. C'è stato anche il cambio, fra parentesi, in panchina. Questi 4 punti rispetto a Taranto e Padova, che troverete in casa, ma troverete nella parte finale del campionato. Dunque, che cosa vuol dire? Vuol dire che appunto adesso, come dicevi, in questo filotto di partite difficilissime bisogna provare a fare qualcosa.
Vuol dire che adesso secondo me è il momento in cui bisogna starci, come si suol dire, con la testa, bisogna stare calmi. Avremo, come hai detto te, sul finale 2 partite importanti in casa nostra, sì, in cui dovremo assolutamente fare punti se vogliamo cercare di mantenere appunto la Superlega, e adesso dobbiamo essere concentrati e cercare di lavorare il più possibile, cercando di strappare qualche punticino soprattutto in casa. Avremo delle squadre forti che stanno sulla testa della classifica, però secondo me in casa noi giochiamo molto meglio, quindi sì, possiamo avere qualche sicuramente occasione in più. A proposito di casa, andiamo a vedere quelli che sono i prossimi appuntamenti della Saturnia Farm Italia in casa, a partire da quello di domenica alle 16 con Piacenza, che insomma è un'altra partita certamente importantissima, e poi invece quella successiva sempre in casa è quella del 24 di gennaio, è un infrasettimanale contro la Lube. Intervallate queste 2 partite dalla gara di Verona del 21 di gennaio, questo è un po' il calendario che vi aspetta. Ti ci dicevi prima giocare in casa, è vero che sono 2 partite, Piacenza e Lube, che insomma già il nome delle avversarie dice tutto, però giocare in casa con Perugia avevate 5.000 persone. Tu che sei catanese, immagino che quel giorno avrai, a parte che non è andata bene la partita, però avrai esultato a vedere sì, che cosa vuol dire la pallavolo per i catanesi. Sì, assolutamente. Purtroppo non ho avuto questo piacere perché ho avuto un infortunio. È vero, sì, però hai visto sicuramente. Sì, assolutamente, vedo quanta voglia c'è a Catania di avere la pallavolo ai massimi livelli, e la pallavolo è molto seguita, ed è anche questo comunque sia da parte mia un rammarico, perché aver avuto qualche punticino in più sicuramente ci avrebbe permesso di avere tutte le domeniche anche qualche persona in più per riuscire a darci una mano, un contributo, perché vittorie fanno morale, certo, non solamente per la squadra ma anche per l'ambiente, per i tifosi, per l'ambiente, è vero. Quindi sicuramente è stato veramente bello avere 5.000 persone contro Perugia, sicuramente ci sarà tantissima gente già da questa domenica, certo, contro Civitanova. Adesso abbiamo delle partite importanti con club che portano molte persone, chiaro, quindi sicuramente sarà bello giocare queste partite. Sarà bello certamente avere insomma il pubblico dalla vostra parte, come avete sempre avuto. Che cosa vi ha dato, che cosa è cambiato con il cambio di allenatore? Ne abbiamo accennato prima. Non voglio ovviamente chiederti dei raffronti perché non sono mai comodi per voi giocatori, ma che cosa vi ha dato in più, o pensate che vi possa dare in più Bue in questo momento? Abbiamo avuto un periodo un po' particolare, siamo partiti con Valdo, poi è arrivato Cesar e adesso c'è Bua. Sicuramente quello che posso dirti è che stiamo lavorando veramente tanto, ci sta veramente facendo lavorare tanto, mattina e pomeriggio, ci sta spremendo per bene, e credo sicuramente che questa sia la strada, perché dobbiamo un po' recuperare quel gap che ci manca, e sicuramente il gap si può recuperare con tanto lavoro, ed è quello che stiamo facendo, tanta tattica e cercare di stare insomma al passo. Io vorrei andare da Naomi, perché noi come sempre abbiamo anche dei messaggi e credo che ne arrivino anche per il nostro Luigi Randazzo. Naomi. Esatto, ci sono dei messaggi. Intanto partiamo con un messaggio positivo. Scrivono: Forza Saturnia, ragazzi, non mollate, per il bene di questa città. E poi la domanda adesso è una: questa salvezza arriverà o no? Dobbiamo smettere di sperarci? Devono smettere di sperarci? No. Tu col tuo sorriso con cui hai inaugurato questa parte lo puoi dire serenamente. Assolutamente no, perché abbiamo 9 partite davanti e sono tanti punti. Sicuramente è complicato, ci vorrà l'aiuto di tutti, ma fin quando non cade l'ultima palla siamo qui tutti quanti a andare avanti. Che cosa ti ha sorpreso di più fra le squadre avversarie? C'è una squadra che ti ha sorpreso quando l'hai vista? Insomma, ci sono tante squadre forti, tu poi di più hai militato nella Superlega per tanto tempo, sei un giocatore che ha girato, come hai detto tu, l'Italia, sì, prima di tornare a Catania. C'è qualche giocatore, qualche squadra che ti ha sorpreso in questo campionato? Ma diciamo che sicuramente Monza in questo momento sta facendo un grandissimo exploit, sta giocando molto bene, infatti la troviamo nella parte alta della classifica.
Quella che invece secondo me nella parte diciamo bassa della classifica adesso sta facendo molto bene, comunque sia l'ultima partita che noi abbiamo affrontato, Cisterna, che nella prima parte di campionato aveva qualche difficoltà, come anche contro di noi in casa, che secondo me non hanno giocato una bella partita, e adesso la ritroviamo nella seconda parte del campionato, che sicuramente sta giocando e sta battendo molto bene. E sta facendo... E sta prendendo punti, ecco, che è la cosa fondamentale. I punti di forza della Farm Italia e dove invece deve secondo te migliorare tecnicamente, tatticamente? Bella domanda, questa è una bella domanda. Sicuramente possiamo fare un po' meglio in battuta, possiamo creare un po' più di situazioni. Su alcuni poi andiamo sulla parte tecnica, però secondo me in battuta e muro possiamo creare qualcosa in più, ma è sicuramente una cosa che lavorano insieme, ecco, diciamo che lavorano insieme, perché se batto meglio sicuramente riesco a murare meglio, perché quindi... metto più in difficoltà la difesa avversaria, e nel dunque momento in cui una arriverà di più sicuramente il muro funzionerà meglio, ma ecco, proprio questo cercavo di dire prima, che sicuramente in casa abbiamo una qualità al servizio che è maggiore rispetto che fuori casa, quindi sicuramente possiamo dire un po' di più la nostra. Perché lo spunto delle persone aiuta, e dei tifosi aiuta sotto questo punto di vista. Allora, gli appuntamenti li abbiamo già dati. Luigi Randazzo, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per la tua partecipazione. Ovviamente sempre con la Saturnia e la Farm Italia seguiamo ovviamente anche nei nostri telegiornali quelli che sono i risultati della squadra catanese. Naomi Moschitta, torno da te per salutarti, grazie sempre. Grazie a te Marco, ci vediamo domani. Ci vediamo, sì è vero, ci vediamo domani, perché domani c'è la diretta della partita fra Catania e Brindisi, diretta stadio, come al solito, con tutti i collegamenti dallo stadio, e poi le interviste alla fine ai protagonisti. Vi ricordo poi come sempre l'appuntamento con Corner lunedì, mentre noi ritorneremo venerdì prossimo. Buona serata.